Commentando l'ipotesi che Massimiliano Federica possa prendere le redini della Lega, secondo un piano di rilancio del partito elaborato da Matteo Salvini, il capogruppo del Carroccio in Consiglio regionale Antonio Calligaris ritorna alla fine di aprile e a quanto lo stesso Federica ebbe a dichiarare in merito ad una sua possibile candidatura a sindaco di Trieste. Ma non è che devo scegliere la riserva, non è che decido autonomamente del mio futuro e soprattutto io oggi ho un mandato che devo espletare. Quindi lavoriamo in questa direzione, poi quando ci saranno le diverse scadenze decideremo insieme, ma non possiamo concentrarci sul futuro di uno o dell'altro. Ciò premesso, Calligaris è ancora più perentorio. Federica può fare tutto, ricordo, no? Una volta ho detto che la sinistra, no? La sinistra si è preoccupata quando Federica ha detto potrei fare il sindaco di Trieste. Più nello specifico, Calligaris ribadisce la propria posizione. Massimiliano Federica ed è una persona che saprebbe, ovviamente ha la caratura politica, organizzativa, di capacità, oltre che per fare qualsiasi cosa, sicuramente per guidare il movimento. Inoltre voglio ricordare sempre che Massimiliano Federica dice però mi piacerebbe restare, se avessi la possibilità, a fare il lavoro che faccio, no? E che lo sta facendo ancora molto bene. Calligaris però aggiunge un'ulteriore considerazione che da un lato, seppur marginalmente, ammette il periodo non facile che la Lega sta affrontando, dall'altro indica come debba essere intrapresa la strada per il risanamento del partito. E ogni giorno c'è una nuova soluzione, un nuovo gossip, una nuova cosa. Allora, diciamo così, io credo che in realtà tutti stanno lavorando per un rilancio del movimento, un rilancio della Lega, sia in vista delle nazionali, ma anche diciamo, proprio per un discorso di futuro del movimento, e tutti lo stanno facendo alla ricerca di quello che è il concetto di unità della Lega.